Bentornati amici del campionato studentesco alla sfida tra Leopardi e Manzoni, una sfida poetica. Nella parte delle Leopardi abbiamo Mercaldo, Solari, Moeremans, Celeste, Giovetti e Rivalta. Dalla parte del Manzoni abbiamo Banfi, Cafagna, Calderazzi, Dubini, Franza, Munaro e Melogli. Arbitra il signor Balzarini, è tutto pronto. Di tacco la palla rimane lì, la conclusione di Dubini ed è il vantaggio della Di Manzoni. Sulla tre quarti prova la conclusione Melogli, palla a lato. Si lotta lì davanti, Dubini, attenzione però rimane lì, Franza al centro dell'area per Melogli ed è il raddoppio del Manzoni. La palla resta lì, Melogli ne salta due, tornano all'indietro da Banfi che cerca la conclusione da fuori all'improvviso ed è il 3-0 del Manzoni. Ancora per Banfi, sale sopra la metà campo, va sulla tre quarti, allarga il gioco, prova direttamente la conclusione in porta e trova la rete del 4-0. Il Manzoni, che gol di Melogli, la doppietta. Calcio d'angolo per il Manzoni, Banfi al limite dell'area di rigore, rientra sul destro, la conclusione del 5-0 del numero 65 del Manzoni, doppietta anche per Banfi. Rimessa laterale in zona offensiva. La palla al centro, Dubini, che stacco sulla traversa, sfrutta i centimetri e sfiora il gol dello 0-6, la doppietta personale. Moeremans, ancora per Solari, la gira per Giovetti, in mezzo a due, c'è Munaro che rischia ed è il gol dell'1-5. Giovetti, Banfi, allarga il gioco per Melogli, Banfi, sul fondo, non vuole ancora mordere il Manzoni e finisce il primo tempo 5-1. Poche le occasioni da rete del Leopardi, tanti invece quelle del Manzoni che ha legittimato un punteggio ampio ma meritato. Moeremans trova Solari, la conclusione, il palo è ancora lì, di nuovo il miracolo, 3 occasioni nel giro di 30 secondi, prima Solari, poi Moeremans e poi ancora Solari. Si salva il Manzoni. Ancora per Melogli, combina con Banfi, va sul fondo, la mette al centro e arriva Dubini, il gol del 6-1, la doppietta per il centravanti del Manzoni. Bravo Solari a mettersi sulle linee, tra le linee. Franza, Melogli c'è da Banfi, la conclusione sul lato. Calcio d'angolo. Scivola Cafagno, interviene Giovetti in campo aperto davanti al portiere e trova il gol del 6-2, la grinta di Giovetti. Mercaldo la tiene ma interviene Melogli davanti al portiere del 7-2. Melogli, Cafagna per Franza in mezzo ed è il gol dell'8-2 di Calderazzi. La palla resta in area, scivola al momento del tiro e parte Giovetti contro Dubini, la conclusione, un'altra grande risposta di Munaro, mi ha chiamato in causa in questo finale di partita. Fischia la fine della partita dell'arbitro, una partita decisamente dominata dal Manzoni che per tutto il corso del tempo ha tenuto il gioco ed è riuscito anche a concretizzarlo. Qualche rimpianto per il Leopardi, poteva fare sicuramente qualcosa di più.